Buongiorno a tutti, sono il maestro file Simone Pozzari e oggi vediamo insieme la quarta partita. Abbiamo già analizzato le prime tre del mio campionato italiano Under 20 che ho giocato a Brescia l'anno scorso e che ho vinto, quindi oggi andiamo a vedere la quarta partita. Io a questo punto del torneo ho 1,5 punti su 3, quindi non benissimo, e da adesso appunto devo cominciare, mettendomi nell'ottica di quando lo giocavo, a vincere un po' di partite per risalire nella graduatoria. Questa era una partita che ho giocato contro il maestro Fide Mattia Pegno, un giocatore che conosco abbastanza bene perché alla mia età abbiamo giocato per diversi tornei insieme, quindi lo conosco abbastanza bene. E io avevo i pezzi bianchi, quindi ho cominciato con E4, lui ha giocato E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, quindi la partita italiana. Scusate, questo è un errore. Alfiere C4, alfiere C5, C3, quindi partita italiana proprio classica. Il bianco sta fondamentalmente cercando di giocare D4, quindi di affiancare due pedoni al centro, che è l'obiettivo naturalmente di qualsiasi apertura. In questo caso non posso giocarla subito da bianco perché il nero già controlla 3 volte questa casa, tuttavia con il pedone in C3 questa spinta viene resa possibile. Il nero ovviamente non può fare nulla per impedirlo, se non giocare cavallo F6 e attaccare il pedone in E4. Qui naturalmente si può spingere in D4 attaccando l'alfiere, tuttavia dopo lo scambio dei pedoni il nero guadagna un tempo dando scacco e alla prossima mossa guadagna il pedone in E4, quindi sebbene questa linea sia sicuramente possibile, non è la migliore per il bianco. Piuttosto un'opzione interessante per il bianco potrebbe essere quella di spingere il pedone con guadagno di tempo sul cavallo e ricatturare solamente in un secondo momento. Questa già è un miglioramento. Tuttavia la linea preferita, quantomeno da un punto di vista pratico, con delle chance di vittoria, è quella con D3 dalla maggior parte dei giocatori al giorno d'oggi, perché questo dà al bianco il tempo di difendere con calma il pedone in E4 e la spinta in D4 verrà effettuata solamente in un secondo momento. Ora, dopo arrocco, qui il nero può giocare D6 e rientrare nei sistemi classici, oppure l'alternativa molto buona anche, che crea un po' di problemi al bianco, è quella di giocare D5. Questa D5 è possibile solamente nei sistemi con C3, perché dopo E per D5, cavallo per D5, come vedete il pedone in D3 risulta indebolito, quindi adesso non è subito debole, tuttavia in futuro anche in seguito a manovre come cavallo B6, alfiere F5, magari in alcuni casi anche cavallo F4, ecco, non in questo caso, però comunque questo pedone in D3 a lungo andare potrebbe risultare indebolito. E di conseguenza è chiaro che se il pedone fosse ancora in C2, D5 perde di efficacia, perché semplicemente va a indebolire quello che è il pedone in E5 a seguito di mosse come torre 1, però con il pedone in C3 questa è un'arma che può dare fastidio. E ci sono diversi modi per giocare qui con il bianco. Quello che io mi ero preparato prima della partita, dato che mi aspettavo questa linea dal mio avversario, era la linea con A4. Questa mossa è abbastanza sobria, fondamentalmente vuole semplicemente andare a guadagnare un po' di spazio sul lato di donna, minacciando mosse come B4, motivo per cui il nero è fondamentalmente costretto a giocare A5 bloccando questa spinta. E questo sicuramente dà al bianco la possibilità di controllare la casa in B5 molto meglio, perché non arriverà mai a 6 con conseguente attacco all'alfiere. E questo è un vantaggio nella linea che adesso vediamo. Infatti dopo cavallo BD2, sviluppo del cavallo B6, il nero quindi guadagna un tempo sull'alfiere aumentando la pressione sul pedone in D3, il bianco può giocare alfiere B5 senza temere la spinta in A6. Ora questo naturalmente può avere dei problemi come cavallo A7 che continua ad attaccare l'alfiere, e questo dà luogo a delle complicazioni che però non sono avvenute in partita. In partita invece il nero ha giocato la mossa standard, che è alfiere G4, quindi inchiodando il cavallo. Come vedete il nero ha un gioco molto attivo con i pezzi, ha anche non poco spazio, e al momento sicuramente sembra che il nero stia facendo molto bene, e in effetti lo è. Tuttavia il bianco ha sicuramente delle risorse anche lui. Infatti qua ho giocato cavallo E4, guadagno un tempo sull'alfiere che è costretto a tornare indietro, è tornato in D6 per difendere il pedone in E5. Tornando in E7, questo dà al bianco la possibilità di giocare H3, forzando il nero a catturare il cavallo in F3, perché su alfiere H5 ci possono essere dei problemi, perché questo alfiere viene attaccato con il cavallo, e se l'alfiere torna indietro in G6, quindi senza dare via la coppia degli alfieri, che naturalmente è un vantaggio per il bianco,
il bianco può addirittura andare a catturare questo pedone in E5, quindi il nero è fondamentalmente forzato a mangiare questo cavallo in F3 prima o poi, e questo dà la coppia degli alfieri al bianco, e comunque l'alfiere in G4 che era molto forte adesso non c'è più, quindi questa linea non è proprio il massimo per il nero, motivo per cui il nero preferisce difendere il pedone in E5. Quindi dopo alfiere di 6 in questa posizione ho giocato torre 1 per aumentare la pressione su E5, e nero ho giocato torre 8 per difendere il pedone. È una mossa naturale sicuramente, l'alternativa sarebbe stata difendere il pedone con F6 direttamente, questa forse era un po' meglio perché comunque la torre in E8 non serve a molto se poi tanto il pedone in F6 ci va comunque, quindi tanto valeva giocare F6 e risparmiare un tempo tenendo la torre in F8, mentre giocando torre 8 dopo H3 alfiere H5, cavallo G3, quindi la manovra vista prima, alfiere G6, in questa posizione io posso provocare F6 e tornare in E3 e la torre in E8 è praticamente inutile, quindi forse aveva senso da parte del nero giocare F6 un tempo prima senza poi giocare appunto torre 8 che nei fatti è una mossa che non serve a molto. Quindi in questa posizione il nero gioca re H8 per togliersi dalla diagonale debole che si era creata dopo aver spinto in F6 e io cavallo H4. L'alternativa a cavallo H4, quindi al gioco di pezzi, perché appunto una delle cose sicuramente negli scacchi importanti da considerare è che o si gioca con i pezzi o si gioca con i pedoni, quindi un modo di giocare possibile è quello di giocare con i pezzi sulla casa in F5, quindi con il cavallo che attacca l'alfiere, questo è un modo, e l'altro modo è di giocare con il pedone, quindi partire direttamente con il pedone H e spingerlo fino ad H5 e poi solamente successivamente manovrare il cavallo, la donna e portare fuori i pezzi. Io ho preferito partire con il cavallo perché mi sembrava più forzante e ho piazzato anche l'altro cavallo di nuovo in E4 perché in G3 non mi sembrava che facesse molto. Cavallo di 5 da parte del nero, il nero cerca di attaccare questo alfiere e diciamo che non è un problema secondo me lasciare l'alfiere al nero, in quanto è vero che perdo la coppia degli alfieri, però il prezzo per non dare l'alfiere sarebbe di perdere un tempo e tornare indietro. Io onestamente non me la sentivo, motivo per cui ho preferito giocare alfiere C4. Con alfiere C4, cavallo per E3, che è quella, la mossa peraltro giocata in partita, non mi spaventava perché dopo torre per E3 guadagnavo un tempo per la torre che entrava in gioco ad attaccare il re. Ora, questa posizione, secondo il motore, è oggettivamente pari, nel senso che il bianco non ha molto. Tuttavia, comunque, è da considerare anche il fattore nella pratica, sicuramente che il nero non ha gioco praticamente in questa posizione, è il bianco che sta facendo tutto e sarà così per tutta la partita, come adesso vedrete, quindi nonostante il nero sicuramente abbia modo di difendersi, è una sofferenza, quindi nella pratica poi è molto probabile che vada a giocare delle mosse sbagliate e errori che, come poi è successo in partita, gli costino anche la partita. Ora, donna di 7 da parte del nero per controllare meglio le case in F5, quindi donna F3 per ancora una volta evitare F5 e magari in futuro metterci un cavallo. Alfiere per C4, D per C4, questo rovina la struttura del bianco? Sì, però dopo C5 l'alfiere potrà anche essere scacciato e dopo torre di 1 la torre messa sulla colonna D. Ora queste sono tutte manovre che non per forza dovrò giocare, infatti non l'ho neanche giocata in partita perché comunque non mi interessa giocare su questo lato della scacchiera, il mio focus infatti al momento è sull'altro lato della scacchiera, ovvero questo qui. Però sicuramente il fatto di avere un pedone in C4 che dà spazio e dà margini anche sulla colonna D di lavoro sicuramente è un vantaggio. Ora, donna e 6 da parte del nero per attaccare il pedone in C4, però onestamente del pedone in C4 non è che mi possa interessare più di tanto. Io ho giocato donna H5 e sono partito all'attacco sul lato di re. Ora, su donna per C4, il problema qual è? Che su donna per C4 io ho 1, 2, 3, 4 pezzi in attacco. La regola tecnicamente direbbe che già con 3 pezzi in attacco si può dare praticamente scaccomatto, quindi si può creare un attacco vincente, quindi con 4 addirittura questo è ancora più semplice, basta entrare con i 2 cavalli sacrificandone uno in F6 e dopo G per F6 torre G3 è praticamente impossibile non perdere qua da nero in quanto sto per dare una scoperta con il cavallo, per esempio cavallo per E5 che guadagna direttamente la donna, se non altro, e non si può mangiare il cavallo in G6 perché dopo donna per G6 arriva scaccomatto alla prossima, quindi questo sarebbe stato un attacco imparabile, ovviamente il nero in partita questo l'ha notato e ha giocato alfiere F8. Alfiere F8, naturalmente dopo cavallo G6, re G8, non posso mangiare in F6,
perché arriva donna per F6 naturalmente, quindi finché c'è la donna a difendere ancora questo non è possibile. Ora, io per prepararmi all'attacco ho giocato torre G3, torre D8 da parte del nero. Questa mossa non l'ho molto capita in partita, è chiaro che ha un senso mettere la torre sulla colonna D, però comunque al momento non c'è una particolare minaccia del nero su questa colonna, motivo per cui io ho giocato B3. Non era necessaria come mossa, però comunque per difendere il pedone a lungo andare ho preferito giocarla perché comunque era una cosa già protetta che in futuro quantomeno è qualcosa che si tiene. E il mio avversario gioca B6, anche il nero non è che avesse troppa fretta di difendersi, probabilmente non gli piaceva il fatto che girando subito con il cavallo gli potesse, la casa in C5 potesse essere debole, nel caso magari volesse giocare torre D7 e poi cavallo E7. In qualche possibile scenario poteva esserci la minaccia di cavallo C5, dato che il nero qua non ha problemi di tempi, ha preferito di giocare subito B6, controllare il cavallo per non rischiare proprio niente. Quindi si tratta proprio, queste B3 e B6 sono due mosse che non è che abbiano un senso preciso nell'istante, però comunque nel lungo andare sono mosse che migliorano la posizione. Io ho giocato torre F1 perché naturalmente con questi 4 pezzi, sebbene siano 4, non danno matto, perché comunque non ho motivo di non ho modo di attaccare effettivamente il nero ancora in modo rilevante, quindi mi servono altri pezzi da buttare nella mischia e ovviamente dato che c'era ancora una torrina 1 che non stava facendo niente ho deciso di portare quella in gioco, considerando che poi la torrina 8 del nero invece non sta facendo niente. La minaccia qua è fondamentalmente di giocare F4 e di entrare in gioco anche con l'altra torre, che è esattamente quello che è successo in partita. Dopo torre D7, F4 e per F4. E qua abbiamo uno dei primi momenti critici della partita, perché qui ci sono due varianti. La prima è di rimangiare subito in F4. Il problema qual è di rimangiare subito in F4? Che se io rimangio subito in F4 perdo l'iniziativa e dopo cavallo E5 il nero difende completamente la casa in G6, perché naturalmente qual è il motivo per cui il nero ha giocato per F4? Sicuramente da una parte di evitare F5, che ovviamente è un problema, se un pedone arriva fino in F5 per il nero, addirittura anche F per E5, ecco, non in questo caso perché c'è il cavallo in C6, però comunque il fatto che si apra la colonna è inevitabile, o quantomeno che io vada a chiudere e poi sfruttare la casa in G6 è inevitabile, quindi tanto vale che il nero mangi direttamente il pedone, soltanto che naturalmente facendo così si libera la casa in E5, che per il cavallo nero è molto buona, quindi in questa posizione non posso perdere il tempo di mangiare in F4, è importante prima giocare cavallo G6. E dopo re G8 qua abbiamo l'altra decisione, ovvero cosa fare qui. E in questa posizione ho mangiato in F4 con la torre, quindi probabilmente quello che non si aspettava in questa posizione il nero dopo per F4 era proprio che io potessi guadagnare il tempo con cavallo G6 e poi giocare torre per F4. Tutto questo ha l'unico senso, l'unico motivo per cui l'ho fatto è fondamentalmente di evitare cavallo E5. È chiaro che io in questa posizione sto minacciando sicuramente di proseguire l'attacco, nel senso ho 5 pezzi che stanno lavorando tutti contro il re, e vedete come quello che dicevo anche prima, nonostante il motore ancora dia 0-0, da nero giocare questa posizione è difficilissimo, perché deve veramente beccare ogni singola mossa, basta un niente per entrare in reti di matto, e veramente fa paura vedersi 5 pezzi addosso contro, peraltro vedete dei pezzi del nero che non stanno facendo assolutamente niente, è sicuramente un problema, perché qua ogni pezzo del bianco ha una funzione, nessuno non sta facendo niente, stanno tutti contribuendo all'attacco. E qui il nero ha giocato H per G6, che è stato l'errore fatale. Adesso vediamo il motivo. Probabilmente per difendersi la mossa migliore era alfiere D6, anche alfiere D6 ha sicuramente la sua dose di rischio, perché dopo cavallo per F6, G per F6, il nero si espone a delle possibili scoperte su questa colonna e ci sono delle complicazioni veramente molto complicate in questa posizione, però comunque questo era probabilmente il modo migliore per difendersi per il nero. Ora H per G6, che invece è stata la mossa giocata in partita, dopo donna per G6, questo crea dei problemi pratici non da poco al nero. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco
Abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il primo fondamentalmente è cavallo per F6, perché cavallo per F6 dopo H8, donna H7 matto naturalmente porrebbe fine alla partita, quindi la mia minaccia adesso è cavallo per F6. Il nero non può difendersi da questa cosa perché può giocare torre F7, è vero, ma dopo torre H4 di nuovo viene minacciato a scacco matto, quindi è una posizione disperata per il nero. Il nero ha deciso di giocare alfiere G5 a scacco, che è una mossa sicuramente pratica per dare un attimo uno spazio al re e guadagnare un tempo. Ora, in questa posizione ci sono due possibilità per il bianco. Io avevo 10 minuti più o meno a questo punto della partita, quindi avevo un po' di tempo per analizzare, però volevo allo stesso tempo giocare una mossa sicura, perché comunque 10 minuti, ok, sono abbastanza, però non volevo entrare in complicazioni, per esempio quelle che potevano scaturire dopo H2 con 30 secondi sull'orologio, perché sono posizioni molto complicate e non me la sentivo. Ora nella pratica in effetti questa posizione, rivedendola, è vinta per il bianco ed è anche semplicemente vinta, però in partita non mi convinceva il fatto che di giocare appunto questa mossa. Ho preferito giocare direttamente cavallo per C5 perché mi sembrava una vittoria molto più semplice, perché dopo B per C5, torre per F6, è inevitabile per il nero perdere il cavallo in C6 e sebbene, ripeto, sicuramente Re H2 mantenendo la minaccia di cavallo per F6 era oggettivamente migliore, in partita ho preferito giocare questa variante perché mi sembrava molto più semplice per guadagnare due pedoni in più fondamentalmente in questa posizione e vincere il finale. È chiaro che questo finale da vincere è più difficile rispetto all'altro, però contando il mio tempo sull'orologio, 2 minuti più o meno, mi sembrava più gestibile. Ora, 2 pedoni in più sono abbastanza per vincere il finale di torre, motivo per cui sono entrato nel finale di torri, e dopo torre D1, torre F1, torre D2. Il nero cerca di mantenere le due torri. Uno dei principi sicuramente della difesa è quando l'avversario sta in posizione fondamentalmente vinta, in genere per difendersi è meglio tenere la coppia di torri, quindi giustamente il nero cerca di tenere la coppia delle torri per cercare di creare problemi magari con torre 2 in futuro. Io gioco a torre F5, minaccio il pedone in C5, torre 1, Re H2, torre B2, torre per C5, qui io mi aspettavo torre per B3 in partita, è arrivata invece torre B1 per minacciare matto, torre F3, a questo punto torre per B3 è arrivata, torre per A5, torre A3, torre A7. Qua fondamentalmente il mio piano era semplicemente di scambiare più pedoni possibili, perché comunque hai vinto in ogni modo. Ovviamente non volevo sacrificare pedoni a caso, però comunque preferivo il più possibile scambiarli. Torre G3 per minacciare il pedone, e qui c'è stato un momento in cui il nero ha giocato Re H8 per evitare di prendersi torre per G7 con scacco, e io ho mangiato il pedone, che è sicuramente il modo migliore di giocare per il bianco. L'unica cosa che non avevo considerato, e che poi per fortuna si è scoperta non essere buona per il nero, era che il nero qua dispone di una strategia estremamente comune, da un certo punto di vista conosciuta, e che però poteva anche, per fortuna, ecco, ripeto, in questa posizione non c'è stato questo rischio, però mi ha fatto un attimo prendere un colpo durante la partita, ovvero torre H1. Fondamentalmente qui, dopo torre H1 io sono obbligato a prendere, perché su torre G3, su Re G3 mi sarebbe arrivato torre per C3 scacco, e non è che avrei risolto tanto, il problema ci sarebbe stato comunque, ma il problema vero è quello su Re per H1, perché dopo Re per H1 il nero può cominciare a cercare il mio re dando scacco con la torre. E il problema qual è? Che se io mangio la torre stallo, perché il nero non ha mosse, quindi in questa posizione devo cercare di scappare con il re rifiutando la torre fino a non trovare fondamentalmente un rifugio, soltanto che non è semplice, perché io posso anche spostarmi con il re a caso, però non è che ci sia tanto da fare, il nero può continuare a dare scacchi ed è un problema questo. Ora, una strategia possibile, uno potrebbe pensare, è quella di entrare fondamentalmente più avanti possibile, quindi di entrare con il re in settima, e questo è un modo per cercare di vincere. Dopo Re D3 però, anche se io vado in ottava, il problema è lo stesso, ovvero che il nero mi segue in ottava, e a questo punto mi può seguire di nuovo
da dietro, quindi non posso mai mangiare perché è sempre stallo. Quindi non importa dove re scappi, c'è sempre scacco da parte del nero. L'unico modo che c'è per il bianco di vincere in questa posizione è quello di trovare rifugio grazie, e questo rende la posizione veramente spettacolare, al pedone in C5, perché il pedone in C5 sorprendentemente è esattamente quello che salverà il bianco in questa posizione, perché io riesco ad andare dietro al pedone. È chiaro, se io mangio questo pedone, la posizione, il motore dice comunque, ecco, vedete che già adesso il motore inizia a scendere perché già diventa praticamente pari la posizione, perché il nero continua a dare scacchi, non c'è modo per me di evitarlo. Mentre il modo per vincere è quello di andare a rintanarsi con il re in A5. Perché qua su torre A6 io posso mangiare di torre e improvvisamente il nero mangia la torre in G7 ed è vinta per il bianco, perché non è più stallo. Mentre su torre B5, per fortuna, io posso mangiare con il pedone C e dopo C4 continuare la mia partita, quindi dopo C per B5 non è più stallo perché il nero può muovere il pedone. E questo mi ha salvato perché esattamente dopo torre A5, dopo re A5, scusate, il nero prova torre G6, tentativo disperato, ma a me basta togliere la torre, ovviamente non c'è più la minaccia di stallo, e il nero ha abbandonato. Quindi si è chiusa in questo modo la quarta partita del mio campionato. C'è stato un attimo un brivido al momento del sacrificio della torre. Per il resto noi ci rivediamo alla prossima partita, ovvero al quinto turno. Un saluto.